Questo libro non mi piace perché puzza di vecchio. Questo libro non mi piace perché ha un titolo deprimente. Questo libro non mi piace perché pesa troppo. Questo libro non mi piace perché odio i libri. Questo libro non mi piace perché ha troppe parole. Questo libro non mi piace perché è di scuola. Questo libro non mi piace perché è banale. Questo libro non mi piace perché costa troppo. Questo libro non mi piace perché non ha le figure. A questo mondo tanti diversi sono i libri, tanti diversi i lettori, basta andare in biblioteca per scoprirlo. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Siamo qua nel giornale di Padova e sto per intervistare dei bibliotecari. Lettori. E ecco a voi il nostro primo lettore, signore molto educato, signore pronte? Sì. Molto educato. Mi chiedo, cosa ci viene a fare uno così in biblioteca? E ecco a voi il nostro prossimo lettore, molto intelligente, proprio un bravo lettore. Signore, cosa legge? Signore, ehi là, signore, niente da fare, sembra una statua. E ecco a voi il nostro prossimo lettore, molto colto, guardate, ha anche il dizionario. Proprio un lettore fantastico, perfetto. E ecco a voi la nostra prossima, se si può chiamare lettrice. Signora, mi scusi, sta tenendo il libro al contrario. No, ecco. Sì, ok. Brava lettrice, impari. Signora, bel libro, vero? Sì, fa ridere, sì, tanto ridere, tanto ridere. E ecco a voi la nostra prossima lettrice. È un libro d'amore, vero? La incanta, un esempio in persona di quanto un libro possa appassionarci. E ecco il nostro prossimo lettore. Fa paura questo libro, una persona facilmente impressionabile. Sì. E
Con questo abbiamo concluso la serata e a domani e arrivederci. Grazie. Gentili spettatori, voi che certo amate leggere e non abbandonerete mai il vostro libro preferito, così non è vero? Vi siete mai chiesti cosa può accadere quando un libro viene dimenticato sulla panchina? Assolutamente di tutto, come potrete constatare fra pochi secondi con i vostri occhi. Well,
strada, intorno alla bancarella dei libri usati, si possono incontrare dei libri veramente strani. Buonasera, la disturbo? Sì. Vede, la cugina della nipote della nonna di Maria, conosce Maria? No. Sì, la conosco. Ecco, compie gli anni, no? E io volevo comprarmi un libro. Sì. Quanto mi consiglia? Questo va bene. Questo? Sì. Ma quanto viene? 49 euro. Ma è troppo, signora. Questo è perfetto. Quanto costa? 4 euro. Ma è troppo poco, signora. Sai, glieli dico tutti, ma vede, tra 5 minuti inizia la partita Milan contro Juventus. Questa è la questione della vita e morte, ha capito? Adesso vado a vederla. Arrivo Milan contro Juventus. Forza Milan! Buongiorno. Vorrei acquistare un libro. Mi dica. Questo di che cosa tratta? Questo sono 215 pagine ed è un libro giallo veramente intrigatissimo. Pensi che per scoprire chi è l'assassino bisogna arrivare proprio all'ultima pagina. E io non mi sarei mai immaginato che l'assassino fosse la suocera, si rende conto? Poteva essere il maggiordomo, la moglie, il postino, invece la suocera, guardi, veramente intrigatissimo. Vorrebbe assolutamente comprarlo e leggerlo. Questo libro invece di che cosa narra? Questo è veramente un libro assolutamente comico. Ci sono di quelle barzellette, di quei discorsi. Ad esempio c'è un discorso tra due puzzette. Allora c'è una puzzetta
che piangendo va da un'altra pizzetta. Perché piangi? Gli chiede e l'altra risponde: perché il mio padrone mi ha mollata. Veramente fa straridere questo. Questo invece di che cosa tratta? Questo è un libro drammatico, assolutamente drammatico. Sono 213 pagine di eterno dolore. Questo libro narra di un povero bambino di soli 8 anni, ancora nella sua gioventù, che una mattina capisce che è orfano perché quella mattina i suoi genitori non ritornano più a casa. Quale desidera? Grazie. È come se li avessi già letti. Grazie. Quando un libro è veramente bello, c'è chi è disposto a compiere anche atti estremi pur di arrivare a possederlo.
Una storia piena di fascino che ci arriva da tempi molto lontani, ma bastano pochi stracci e molta fantasia per riproporla ai lettori di oggi in un modo diverso dal solito. Signori e signore, ecco a voi l'Odissea di Omero. Al banchetto del re Alcino, la bella Nausica ascolta rapita il racconto delle avventure di Ulisse. Polifemo, accecato dall'ira, tenta di fermare Ulisse e i compagni, scagliando un enorme masso sui fuggiaschi. Ulisse, saldamente legato all'albero maestro della nave, tenta di fermare... non rinuncia ad ascoltare il magico canto delle sirene.
Rassicuranti degli ordini di Eolo, i compagni di Ulisse aprono l'otre, contenente tutti i venti contrari alla navigazione. Penelope attende impaziente il ritorno del marito, assediata dai pretendenti al trono. Ulisse viene riconosciuto dal fedele cane Argo e dalla nutrice Euriclea. Tremenda è la vendetta finale di Ulisse. Nessuno dei proci potrà scampare dal suo infallibile arco.
Esiste al mondo un luogo più triste di un ambulatorio medico? Credo proprio di no. Eppure, anche in posti così, il libro giusto può riportare il buon umore. State a vedere. Babba via, non ne posso più. Scusi se mi siedo lontana, Sama. Manca solo una settimana e non voglio rischiare di ammalarmi. Babba via, ci mancherebbe. È un maschio o una femmina? Un maschio e una femmina? Babba via, che babba brava. Sono i primi? No, ne ho altri 2 a casa. Babba via, che babba brava. Complimenti. Mi scusi signora, non si preoccupi per la salute sua e del suo pargolo. Non sono infettivo ma sfortunato. Ieri ho avuto un incidente in montagna. Ero tranquillo, fermo ai bordi della pista da sci, quando uno sciagurato che andava a tutta velocità mi ha travolto. Un vero pirata delle nevi. Sono vivo per miracolo. Oh, poverino, mi dispiace. Porti una candela al santo. Ieri volavo più veloce del vento e ora mi trascino. Ma io dico, se una persona si deve mettere a fare delle foto al panorama, si deve proprio mettere al centro di una pista nera di sci. Sono rotolato a valle per 200 metri. Sono vivo per miracolo. Oh, poverino, mi dispiace. Porti una candela al santo. E la macchina fotografica si è rotta? Per fortuna no. Che brutta porca di accioi. Sono inchiodata al mal di schina. Dopo a settantina, una ogni mattina. Ieri ghevo urbaroe. Mercoledì scagotto fulminante. Marti abbatterei al cuore. Luni e a che stracche. Domenica e riscaldo alla vesiga. E sabato San Giotto. Gopro va a mi dire 3 volte. San Giotto va in fosso, va in fontana, va in bocca di chi te brama. Ma niente ciò. San Giotto tutto il dì, che ha brutta porca di accioi. Oh, poverino, mi dispiace. Porti una candela al santo. Che brutta porca di accioi. Sono tutto sgarosciato. E vaga avanti io caro, che mi metta col suo braccio. Chi sito? A Pia, a Maria, a Lia, a Lucia, a Sofia. Parla più forte, non capisco una castracca. A Senca e a Partassier. Pronto? Sì, siamo in ambulatorio. Va bene, riferisco. Prego, prego, buonasera. Signora Veronica, era sua figlia. Dice che viene a prenderla più tardi. Cosa? A sparagna il fia, cara mia sposetta, provami. Signora Veronica, dopo penso fio la torla. Cosa? Qui prende poi la
Cosa se prendo le pastiglie? Se me le ordina il dottor Caro. Cara mammina, scaccia la noia. Leggi questo libro che ti riempirà di gioia. Collo, colletto, collare. È proprio un brutto affare, ma i libri di questa collana ti faranno scompisciare. Se l'orecchio non sente ma l'occhio è vedente, il cervello è gaudente. La schiena torna sana se leggi un libro a settimana. Se leggi d'un fiato il libro stampato, ridendo a crepapelle, qui lascerai le stampelle. Le pagine giri velocemente, faccia tanta corrente. Ad ogni starnuto il libro è ancora più piaciuto. Avanti il primo. Questo libro mi piace perché ha un titolo emozionante. Questo libro mi piace perché mi ricorda mio nonno. Questo libro mi piace perché è morbido. Questo libro mi piace perché parla di scelte. Questo libro mi piace perché profuma di carta. Questo libro mi piace perché è raro. Questo libro mi piace perché è il mio libro. Questo libro mi piace perché mi fa sognare. Questo libro mi piace perché mi rende libera. Questo
Buonasera, volevo presentarvi i vostri figli. Volevo presentarvi questa signorina forse un po' frettolosa di crescere, Laura di seconda media, Asia, Filippo di seconda media, Cristina di seconda media, Veronica, Alessandra, Giorgio, Azize, cappottone eroico, Leo. Con la seconda ho finito. Adesso voi vi spostate, lasciamo spazio alla prima, vi mettete qui. Ti tiro un pugno in faccia. Abbiamo delle intemperanze. Silvia, Matteo, Camilla, Luigi, Elena, Leonardo, Francesca, Matteo Carlo, Anna. I miei eroi. Uno. Eroi. 3. Vieni qua, Conca, vieni. Questo deve portare la candela al santo. Questo, perché ieri alle 4 stavamo per perdere il presentatore. Per fortuna che la testa è dura. Ha fatto uno scontro, un'incocciata di cranio, con uno che veniva in contromano in bicicletta. Uscendo dalla scuola hanno fatto PUM! Lui, lo vedete, nulla. L'altro, mezzo litro di sangue, tutto rotto, ha sbattuto sulla sua testa. E questo è Andrea. E questo è Luca. E questo è Ludovico. E questa è Elisa la gomma. Quelli che vi ho presentato fino adesso, la pagnotta se la sono guadagnata, perché recitare, muoversi su un palcoscenico è gratificante, quindi la loro gratificazione l'hanno già avuta. Ma chi mi ha permesso di fare tutto questo? Ecco le mie femmine angeliche. Allora, le ragazze di terza l'anno scorso facevano tutte parte del gruppo di teatro. Quest'anno, per sopraggiunti impegni superiori, hanno lasciato, però il cuore ce lo danno ancora, e la disponibilità dei cambi di scena. E abbiamo Carlotta, Stefania. Ma signori, io questo lo devo ringraziare in modo particolarissimo. No, ti metti proprio al centro, qua. Erano belle le musiche, erano scelte bene. Bene, io gli ho detto, senti, ho queste scene qua, mi trovi le musiche? Gli ho dato un paio di titoletti, però per il resto lui è venuto, ha costruito tutta la colonna sonora, ha fatto tutte le scelte e, signori, è stato veramente bravo. Luca!
faccio portare via i vostri figli, ma lascio giustamente la parola al mio capo, al capo supremo. Il quale capo si è molto divertito, è molto contento di questo laboratorio che ha portato questi frutti molto simpatici e molto graditi, e stasera va a Nanna con una soddisfazione in più, col pensiero che i ragazzi del Barbario amano i libri. E questo è un bel pensiero che speriamo duri fino almeno il 7 di giugno. Ecco, poi magari il 7 di giugno noi facciamo la festa del libro, che speriamo dia un'altra carica per altri 3 mesi con qualche libro ugualmente divertente in mano, in modo che si abituino a considerare il libro come un grande amico. Adesso abbiamo i libri elettronici, i libri su iPad, i libri, però che imparino a leggere, perché leggere significa imparare, significa allargare la testa, significa confrontarsi con gli altri, significa anche, speriamo, allargare il cuore e scoprire tanti aspetti belli della vita. Grazie a voi ragazzi per questo, grazie alla professoressa, si merita un altro applauso. Consiste un laboratorio di teatro e darvi 2 spiegazioni sulle scene che avete visto. Ne avete visto di improvvisazione, cioè gli attori in scena in quel momento inventavano le battute, e queste erano ad esempio la scena dei venditori di libri. Lui inventava le scene e le battute al momento, e in laboratorio di teatro si dà ampio spazio all'improvvisazione. Poi c'erano le scene in cui si doveva seguire un testo scritto da imparare, e lui, dov'è Giorgetto? Eccolo qua. Dai, vieni qua, dillo per l'ultima volta. Su, mettetelo qua. Che brutta porca da cioi. Questo è stato obbligato ad imparare. Poi ci sono le scene di mimo, come ad esempio il libro abbandonato sulla panchina, in cui era coinvolto il gruppo della prima, in cui non si deve assolutamente usare la voce, ma bisogna usare il corpo. Altrettanto era la scena in cui invece tutti con tanta soddisfazione e riso sulle labbra sono morti. Mai visto morire tanta gente così felice. E d'altra parte è il teatro che rende felici, è il teatro che dà questa carica ai ragazzi. Lì dietro avete sentito un po', erano intemperanti. Ad un certo punto sono corsa di là perché si sentiva un pochino troppo, però diciamo, erano anche tanti, provate a contarli, sono veramente tanti, abbiamo 3 metri dietro, eravamo tutti là. Poi come tipologia di scene, secondo me la più poetica era quella dell'Odissea, era il quadro vivente, in cui bisogna tenere una posizione, tenerla in modo prolungato, e tanto più l'attore riesce a non muovere nulla, tanto riesce meglio. Quindi anche quella era un'altra tipologia. Credo di averle un po' ricordate tutte. La prima e l'ultima scena erano di apertura e chiusura. Se avete notato, si partiva all'inizio con il nero, con una musica molto triste, per finire alla fine con la rivalutazione del libro e un'immagine di colore per dire la gioia nell'aver preso la lettura. Libri in scena. L'unico vero libro che è andato in scena è stata l'Odissea, per il resto erano veramente una scusa. Una scusa. E con questo ancora vi ringrazio, tra 2 minuti vi mando giù i ragazzi. Grazie a voi.